nella guerra del 15-18. È un programma intenso quello che andremo a fare nella prossima ora e mezza circa, insomma, cerchiamo di non occuparvi per più tempo. Prima di presentare gli altri ospiti devo dire che non ci sarà il saluto iniziale del sindaco Salvatore Angelo Zedda, perché mi dicono gli organizzatori che è assente per una questione familiare che lo ha portato a essere fuori Tres Nuragas, ma naturalmente porta il saluto suo dell'amministrazione comunale per questa importante iniziativa, il saluto suo naturalmente anche e soprattutto ai nostri ospiti. La prima relazione sarà affidata a Tino Melis, che parlerà dei caduti di Tres Nuragas sul Carso Isontino, e poi Giuliano Chirra, che di Tres Nuragas è un grande amico, parlerà dei soldati originari del nostro paese in guerra europea, e poi Titino Dettori, che tutti conoscete, al quale tante grazie dobbiamo dire per i suoi studi e per la dedizione che mette nel conservare la memoria nel nostro paese. Insomma, Titino parlerà dei caduti. Io quando ero bambino mi sorprendevo a leggere continuamente i nomi in questa lapide, nella lapide che c'è lì, ce ne sono due, ce n'è una vicino al comune e ce n'è una naturalmente, quella che conosciamo tutti, nella piazza dedicata ai caduti. E quando ero bambino mi esercitavo a dare un volto a tutte queste persone che naturalmente di cui non potevo avere memoria, non sapevo neanche di chi erano parenti tra i contemporanei, e però quando vedevo un nome provavo a dargli un volto e provavo anche a immaginare con l'immaginazione dei bambini in quali circostanze fosse caduto sul fronte in occasione sia della prima che della seconda guerra mondiale. E poi, insomma, a proposito di prima guerra mondiale, devo ricordare, non posso non farlo, perché con molti tra voi, tra le persone che sono qua, abbiamo condiviso con Giuliano Chirra una bella esperienza, un bel percorso, una bella ricerca sui luoghi della trincea, su alcuni dei luoghi più importanti della prima guerra mondiale. Siamo andati persino a Caporetto, siamo andati a Montezebio, siamo andati alla trincea delle Frasche, siamo stati in tantissimi dei luoghi nei quali i valorosi militari sardi, insieme ai loro compagni in armi italiani, sono caduti sul fronte della prima guerra mondiale. Quella è stata un'occasione veramente emozionante, un'occasione di grande crescita, sia dal punto di vista della presa d'atto di quanto è accaduto ormai 100 anni fa da quelle parti, e soprattutto al pensiero dei tanti sacrifici umani, sacrifici delle persone che sono morte, che sono rimaste là, e sacrifici delle famiglie che qui a casa li aspettavano e che hanno perso in gran parte dei giovani, un'intera generazione regalata o rubata dalla guerra. Insomma, io non ho altro da dire, se non il mio ruolo sarà esclusivamente quello di regolare il traffico, e cedo immediatamente la parola a Tino Melis, che ha tanto da dire, e dunque gli rubo meno tempo possibile. Prego. Bene, intanto saluto e ringrazio innanzitutto il signor Dettori, che è stato, diciamo, l'animatore, diciamo, di questa serata, in cui parleremo dei caduti della prima guerra mondiale, Tres Nuragas. Un saluto al direttore dell'Unione Sarda, Anthony Muroni. Ma dove sei nato? Perché questo sono nato in Australia. In Australia, Anthony... Però sono cresciuto qua. Ah, sei cresciuto qua. Anthony Muroni, io sono stato corrispondente dell'Unione Sarda dall'età di 17 anni fino ai 27, una decina d'anni. Scrivevo per l'Informatore l'Unione. E al carissimo collega Giuliano Chirra, che parlerà dopo di me e che lo ascolterete con una grande attenzione, perché io gli ho sempre detto che non doveva fare il medico a Sassari, doveva fare il parroco, perché avremmo avuto in Sardegna un grande predicatore. Avevano già Don Fancello. Cosa che purtroppo i predicatori oggi non esistono più. Questa è una delle lamentele che ci sono. Il sindaco purtroppo è assente per motivi familiari,
E un saluto anche, mi sembra di aver visto il comandante dell'Arma dei Carabinieri, quindi della stazione. Io sono nato in una caserma di Carabinieri a Orani quando era a Tenenza e mio padre comandava la stazione dei Carabinieri di Orani, quindi sono sempre stato vicino all'Arma. E naturalmente a tutti voi cittadini che siete venuti qui per ascoltare le nostre parole. Il tempo a disposizione è stato ridotto perché dobbiamo parlare più persone, quindi farò un'introduzione velocissima. Infatti ho pregato il direttore dell'Unione di avvisarmi appena arriviamo a 5 minuti, mi prendo solo un minuto. Il mio lavoro in pratica in cosa consiste? Io da 5 anni vado nei sacrari e vado a cercare le tombe dei caduti. Tenete conto che le tombe dei caduti sono una minima parte di quelli che in effetti sono morti. Per esempio, dei 500.000 morti in combattimento si trovano le tombe soltanto di 100.000 caduti, quindi uno ogni 5. Aumenta la percentuale per quelli morti di malattia negli ospedali da campo, nei 1000 ospedali che si trovavano in tutta Italia militarizzati, e per quelli che morivano nei campi di prigionia, perché poi all'interno del campo di prigionia facevano il cimitero. E di quello vi parlerà Giuliano, che ha scritto un bellissimo volume, sono alcuni volumi, Mortos in Terra Zera. E il mio è un lavoro molto complicato, ho iniziato praticamente che ero nell'oscurità più totale, però era un'idea che mi era venuta quando ero sindaco di Santa Giusta dal 90 al 2005, in quei 15 anni tutti gli anni leggevo i nomi dei caduti e tutti rispondevano presente, e io mi dicevo presente sì, ma in effetti dove sono questi personaggi? Una volta che ho deciso poi di non ricandidarmi più e sono andato in pensione, ho iniziato nel 2010 questa mia attività di ricerca, una ricerca fatta su circa 2000, ma penso 2200, perché all'Albo d'Oro manca più o meno un 10% dei caduti, questa è la media che io sto riscontrando, ma anche Giuliano, i caduti non sono i 650.000 ufficiali, ma i 720.000. E poi ho scoperto tantissime cose che non ho mai studiato, né all'ultimo anno del liceo classico, né all'università. Io sono laureato in scienze politiche, dove ho dato anche diversi esami di storia, però tante cose che ho appreso in questo lavoro non le conoscevo. E quindi, ripeto, io ho trovato l'esame di 4 caduti della prima guerra mondiale di Tres Nuraghes, che adesso vi andrò a far vedere le loro fotografie, non le fotografie loro, delle tombe dove sono, dei sacrari, e vi leggerò una scheda per ognuno di loro. Queste schede io le lascerò per essere date al sindaco, in maniera tale che se ci sono dei parenti o anche persone della comunità, perché questi sono tutti figli della comunità, non solo dei parenti, e quindi chi vorrà chiederà una copia di queste fotografie e delle schede, che poi io faccio sempre 15 righe manoscritte. Bene, allora quindi lascio un discorso diciamo più ampio sul lavoro di ricerca alla prossima conferenza, perché sicuramente il numero dei caduti che ho trovato finora di Tres Nuraghes non corrisponde a quello reale, in base, perché c'è una certa percentuale che corrisponde, normalmente siamo intorno a un 30%, 33% di quelli che sono caduti, il ritrovamento delle salme, quindi sicuramente tornerò a Tres Nuraghes e lì vi spiegherò meglio tutto. Allora, io partirei con un filmato di 5 minuti e mezzo, in cui c'è un compendio di notizie praticamente che vi faranno capire che cos'era la prima guerra mondiale, quella combattuta sul fronte Carso-Isontino, quindi a basse quote, e quella combattuta diciamo invece in altissima montagna e in media montagna. Quindi possiamo andare col primo filmato.
Beh, problemi tecnici non riescono a far partire l'audio del filmato e quindi io passerei diciamo a parlare di questi 4 soldati di cui ho ritrovato le tombe. Quindi adesso aspettiamo un attimo per il cambio di chiavetta. Quindi la foto è la 785. Eccola qui, questo è il soldato Pietro Sanna, lui è morto a Oslavia. Non ho la foto del sacrario perché era all'interno del filmato. Allora vi leggo diciamo le notizie su Pietro Sanna. Soldato Pietro Sanna, figlio di Sanna Maria, nacque a Tresnuraghesi il 30 maggio 1892 in via Centrale 95, era alto 1,65 m. Aveva 84 cm di torace, questi sono tutti i dati presi dal foglio matricolare, i capelli castani ondati, il naso aquilino, gli occhi castani, il colorito bruno e i denti sani. Di mestiere faceva il contadino e non sapeva né leggere né scrivere. Chiamato alle armi, giunse al deposito dell'85° Fanteria il 16 settembre 1912 e fu arruolato nel 144° Fanteria il 15 gennaio 1915. Il 7 maggio si imbarcò da Trapani per la Tripolitania e Cirenaica, dove, anche dopo la loro conquista, non era mai cessata la guerriglia da parte delle tribù locali, sostenute dall'impero ottomano. Il 20 agosto 1915 fu trasferito alla 9ª compagnia del 145° Reggimento Fanteria, Brigata Taranto, e con essa rientrò in Italia sbarcando a Napoli il 15 giugno 1916. Essa fu assegnata alla 48ª Divisione, che si trovava sul fronte dell'Isonzo. Nei giorni 8, 9 e 10 agosto puntò invano verso il Monte San Marco con gravi perdite, tra cui Pietro Sanna, che, gravemente ferito nel combattimento, morì nella 48ª sezione di sanità. Sepolto a Gorizia, fu in seguito traslato al Sacrario di Oslavia, dove riposa. Ecco, una delle cose, Oslavia. Oslavia è un nome che io non avevo mai sentito nominare, eppure Oslavia, per numero di caduti presenti nel Sacrario, è il secondo d'Italia, dopo quello di Re di Puglia. Re di Puglia ne ha 100.000, 60.000 ignoti, 39.000 noti, 61 e 39, mentre Oslavia ha 57.000 caduti, più di Asiago, e di cui 36.000 sono ignoti e 21.000 sono noti. Tenete conto che gli ignoti non sono quelli che erano dispersi. I dispersi in tutta la guerra sono stati 100.000. I caduti noti allora, quando sono morti, erano 400.000 quelli caduti in combattimento.
cosa è successo? Che sono diventati ignoti successivamente quando li hanno esumati per portarli nei sacrari. La piastrina di riconoscimento non era leggibile e quindi li hanno messi tra gli ignoti. Infatti Re di Puglia, poi vedrete la fotografia se non riusciamo a vedere il filmato, è su una collina che è stata sventrata completamente, rifatta tutta in cemento armato, 21 gradoni, circa 2000 gradone, e all'interno ci sono 2 tomboni da 30.000 ignoti l'uno, cioè prendevano e mettevano dentro. Poi, altra cosa, i soldati non sono tutti morti sui fronti di combattimento o negli ospedali da campo, ma morivano anche negli ospedali militarizzati o militari di tutta Italia, che erano circa 1 migliaio e che arrivavano fino alla Sicilia. Con i treni ospedale, feriti e malati venivano portati via dal fronte e portati in tutta Italia. E quindi adesso immaginate questo treno che praticamente arriva fino a Roma, dove ha trasportato il soldato. Allora, intanto vediamo la foto del sacrario, Roma, 971. Ecco qui, questo è il sacrario che si trova all'interno del cimitero di Verano, sacrario militare. E tra questi soldati si trova il numero 890, Baldino Giovanni. Allora, Baldino Giovanni è un soldato nato a Montresta. Baldino, perché poi è la stessa cosa, soltanto che si sbagliava, diciamo, nella scrittura. E anche un fratello suo appaiono nel monumento di Tresnurages, però sono nati a Montresta. Ora, poi il signor Dettori, quando parlerà dei caduti di Tresnurages, darà anche alcune notizie al riguardo. Questo Baldino Giovanni ha una caratteristica che praticamente, allora, tenete conto che nei monumenti normalmente il caduto del paese sta nel monumento, però ci sono caduti che stanno anche in 2 monumenti, il paese di nascita e il paese in cui si trovava al momento della partenza in guerra. Così come purtroppo ci sono anche caduti che non sono né nel monumento del paese di nascita né in quello, diciamo, del paese di residenza. Baldino Giovanni ha una caratteristica, che è già in 2 monumenti ed attende di essere messo nel monumento di Sennariolo, perché il suo nome tutti gli anni viene fatto anche a Sennariolo durante la cerimonia del 4 novembre. Quindi fino adesso è l'unico caso che mi è capitato che praticamente può avere il suo nome scolpito su 3 monumenti. Allora, Baldino Giovanni Andrea, ecco, il vero nome è Baldino Giovanni Andrea, però lì è Baldino. Figlio di Salvatore e Tola Maria Grazia, nacque a Montresta il 13 luglio 1881, era alto 1,65 m, aveva i capelli castani lisci, gli occhi castani, il naso schiacciato, i segni del vaiolo sul viso. Praticamente il foglio matricolare annotava tutto. È un peccato che i ragazzi non facciano più il militare per tanti motivi, prima di tutto quello educativo, questo è il mio parere, però è sempre servito, diciamo, avere tutti questi dati dei fogli matricolari dei ragazzi di tutta Italia per scoprire anche caratteristiche genetiche, eccetera. Il fatto che i sardi fossero i più bassi fra tutti quanti l'abbiamo scoperto dalle statistiche dei fogli matricolari. E quindi aveva il colorito roseo e i denti sani. Di mestiere faceva il pastore e non sapeva né leggere né scrivere. Tenete conto comunque che l'80% dei soldati sardi non sapeva né leggere né scrivere. Chiamato alle armi, giunse al deposito del 45esimo Fanteria ad Ozieri. Ad Ozieri c'era il deposito
appunto del 45esimo e del 46esimo Fanteria Brigata Reggio, altra cosa che, ripeto, io non sapevo che esistesse questa Brigata Reggio, che per 3/4 era formata da sardi e che fungeva anche di supporto alla Brigata Sassari. Il 24 maggio 1915, proprio il giorno dell'inizio dell'entrata in guerra, e fu assegnato al 318esimo battaglione di milizia territoriale. Giunse in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 novembre 1915. Il 25 ottobre 1916 fu trasferito al 79esimo Fanteria, che in quel momento combatteva sul Monte Pasubio. Quindi Monte Pasubio, siamo nella zona di tra Asiago, Rovereto, quella zona lì. A novembre il reggimento fu trasferito sul fronte Carso-Isontino, dove partecipò alle famose 10ª e 11ª battaglia dell'Isonzo. Ecco, anche questo, diciamo, io nei libri di storia non avevo mai letto che si erano combattute le 11 battaglie dell'Isonzo, 12 se si considera la disfatta di Caporetto. In quest'ultima, 17 agosto, 12 settembre, la più grande combattuta in Italia e una delle più grandi combattute in tutta Europa, Cadorna schierò 750.000 uomini. Il 24 settembre il Baldino fu trasferito al 152esimo Fanteria, Brigata Sassari. Voi tutti sapete che la Brigata Sassari, la più decorata, diciamo, tra tutte le brigate d'Italia, 2 medaglie d'oro per ogni bandiera, quindi 4 medaglie d'oro per la brigata, cosa che nessun'altra brigata ha avuto. Probabilmente già ferito, e il 10 ottobre 1917 in treno ospedale fu mandato a Roma per essere curato. Lì morì il 2 gennaio 1918 e lì è sepolto nel Sacrario del Verano. Bene. Torniamo indietro, ritorniamo verso il fronte, ma ci fermiamo in un'altra città. Allora, 474. Eccolo qui. Questo è il Tempio della Pace, Tempio Ossario della Pace, dove si trovano circa 5.500 caduti nella città di Padova, è vicino alla stazione ferroviaria. Quindi molte volte si trovano di questi sacrari, tempi ossari vengono chiamati esattamente, anche nelle città. E ripeto, quelle cose che io non sapevo, che so adesso soltanto dopo aver fatto queste ricerche. E allora, lì abbiamo un caduto di Tresnuraghes 557, la foto è venuta un po' sfocata perché era molto su, quando l'ho fatta sotto giù Paolo, però si capisce che era su giù Paolo. E non è stato semplice trovare questo soldato, poi adesso prima vi leggo la scheda e vi dirò perché. Soldato Sogiu Paolo, figlio di Sebastiano e Serra Marianna, nacque a Tresnuraghes il 15 gennaio 1894 in via Indipendenza 1. Era alto 1,69 m, aveva i capelli neri lisci, il naso arricciato, gli occhi neri, una cicatrice da scottatura nella figura sinistra, così c'è scritto nel foglio matricolare, il colorito bruno e i denti sani. Di mestiere faceva il contadino e sapeva leggere e scrivere. Chiamato alle armi, giunse nel deposito del 45esimo Fanteria ad Ozieri il 25 maggio 1915, un giorno dopo l'altro.
e fu assegnato al 318° battaglione di milizia territoriale, anche lui. Giunse in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 settembre 1915 e fu trasferito alla 819ª compagnia mitraglieri. Il foglio matricolare non ci permette di sapere su quali fronti di guerra abbia combattuto, né dove sia stato ferito, prima di essere ricoverato nell'ospedale da campo numero 20, dove cessò di vivere il 31 dicembre 1918, a guerra finita. Egli fu sepolto nel cimitero del comune di Cittadella, Padova, ed in seguito traslato al Tempio Ossario della Pace in Padova, dove tuttora riposa. Non è stato semplice trovare il suo Giupaolo, perché quando praticamente finivano nelle compagnie mitraglieri e morivano negli ospedali, che un'altra delle grandi difficoltà è capire dove si trovassero gli ospedali da campo, perché purtroppo io ho chiesto un elenco al Ministero della Difesa e non mi hanno dato un elenco degli ospedali, dei 450 ospedali da campo che erano situati sui vari fronti di guerra in Italia ma anche fuori dall'Italia. Quindi l'unica cosa che posso presupporre, siccome è morto lì a Cittadella, perché se è stato sepolto a Cittadella vuol dire che l'ospedale era lì, è che lui stesse combattendo o sul fronte del Piave, che era nella zona diciamo di Treviso, o sul fronte diciamo del Grappa, perché il periodo ultimo in cui lui ha combattuto ed è stato ferito, in pratica noi avevamo la linea di resistenza, era praticamente dal Montello, Grappa, Piave. Quindi da lì non si sfugge, ormai gli austriaci e i tedeschi ci avevano spinti indietro dopo Caporetto fino al tagliamento e poi ultima linea era questa qui, Montello, Grappa, Piave. Quindi in una di quelle zone. Ora, quando succede che se avessero detto era nel 120° reggimento fanteria, cosa faccio? Vado, più o meno vero la data in cui è morto, anche se questo è morto successivamente, e allora dove stava combattendo prima che finisse la guerra quella reggimento? E allora mi studio la storia del reggimento, la storia della brigata e alla fine più o meno individuo un'area dove poteva essere. Perché poi questi ospedali, ecco, anche cercandoli anche su internet, purtroppo non ci sono. A parte il fatto che poi, ma questo l'ho scoperto dopo tempo perché nessuno me l'aveva detto, che ospedale numero 20 è diverso anche da ospedale numero 020, perché in pratica l'ospedale 020 voleva dire che era un ospedale da 100 letti, mentre l'ospedale numero 20 era un ospedale diciamo con un numero di letti diverso. E quindi tant'è vero che una volta avevo trovato anche uno 020, ma l'avevo trovato a cosa? Cioè il 20 l'avevo trovato vicino a Trento, che non c'entrava niente. Comunque quando sono andato lì il parroco mi ha messo a disposizione i registri eccetera, quindi nel giro di un paio di giorni ho preso tutti i nomi eccetera, e ho visto che tra questi c'era anche Suo Giupaolo e Suo Giupaolo era tra quelli che io avevo da cercare. Bene, e adesso passiamo all'ultimo, quindi la foto è la numero 567. Allora, 5, 6, 7. No, è questa. No, non è quella, non è quella.
è questa qui, Re di Puglia. Io ce l'ho 5-6, ecco, infatti è 10.000. Ecco, questo è il sacrario del Re di Puglia. Vi avrei voluto far vedere un breve filmato molto bello sul sacrario del Re di Puglia, però vabbè, visto che ci sono problemi tecnici lasciamo perdere. Ecco, quindi questo è il sacrario. Tra le altre cose le foto qui escono molto ristrette, cioè il sacrario sembra un po' così, e va bene. Comunque, come vi ho detto prima, quindi sono 21 gradoni e dove ci sono 100.000 caduti, di cui 61.000 ignoti e 39.000 noti. In questo sacrario c'è anche un vostro compaesano. Come? Siamo andati e non abbiamo cercato, non sapevamo. Abbiamo trovato un dizionario voi. Allora, numero 662. Allora, il soldato è Porru Raimondo, trasformato in Porro, ma questo, cioè, il problema è che Porro è comunque un cognome che gira in Italia, però siccome ho visto 152esima fanteria, allora diciamo ho capito che era lui, anche perché tornavano sia i dati di quello che deve rientrare sono la data di morte e il reggimento di appartenenza. Soldato Porro Raimondo, figlio di Antonio e Latte Giuliana, nacque a Tresnuraghesi il 2 marzo 1890 in via Terrula 48. Era alto 1,60 m, aveva 85 cm di torace, i capelli neri lisci, gli occhi grigi, il colorito bruno e i denti sani. Di mestiere faceva il pastore e non sapeva né leggere né scrivere. Chiamato alle armi il 18 settembre 1915, fu arruolato nella terza compagnia del 152esimo reggimento fanteria, brigata Sassari, e 5 giorni dopo inviato in zona di guerra. Ebbe il battesimo del fuoco il 4 novembre 1915 nel settore di Castelnuovo, in coincidenza con la quarta battaglia dell'Isonzo. Alla Sassari fu affidato il compito di tentare la conquista delle imprendibili posizioni nemiche dei razzi e delle frasche. All'alba del 14 novembre, agli ordini del maggiore Francesco Dessì, padre dello scrittore Giuseppe, che ha scritto un bellissimo libro che è stato poi portato anche negli anni 60 è stato realizzato uno sceneggiato della RAI, cioè con i fratelli Giuffre, lo trovate su internet, Trincea dei Razzi, partecipò all'attacco a sorpresa e alla conquista della Trincea dei Razzi, per cui la brigata Sassari ebbe già il suo primo encomio solenne, prima brigata ad avere l'encomio solenne da parte del generale Cavour. Trovò la morte nella quinta battaglia dell'Isonzo il 14 marzo 1916 alle ore 14.05 nell'infermeria di Fogliano, Fogliano è un paese vicino al Re di Puglia, in seguito a ferita d'arma da fuoco al collo. Sepolto a San Pier di Isonzo, fu in seguito traslato al Sacrario di Re di Puglia nella tomba numero 29.967. Ecco, questa è la storia, diciamo, di questi 4 soldati. Quanto mi resta di quella mezz'ora famosa? 7 minuti. 7 minuti. Vabbè, allora, visto che non abbiamo filmati, non riusciamo a mandarli filmati. Voglio vedere se riesco a mandare il primo, perché quello sarebbe molto bello. Quindi, dicevo, è un lavoro, diciamo, che è iniziato nel buio più totale, quindi mi sono creato un metodo io di ricerca, cominciando ad andare a destra e a sinistra per vedere cosa potevo fare, e piano piano, diciamo, ho acceso delle luci, e quindi è un lavoro molto molto complicato, perché spesso e volentieri i nomi
ecco, porro già è qualcosa di più semplice. Io ho scritto un libro anche per il mio paese, perché in effetti io ho iniziato pensando di fare questa ricerca solo per il mio paese, quindi l'ho fatta sia per la prima guerra mondiale, per la guerra di Spagna e per la seconda guerra mondiale per il paese di Santa Giusta, e poi ho scritto anche un libro, e lì è stato un lavoro fatto proprio al microscopio, diciamo, certosino al 1000%. Voi pensate che a Santa Giusta, dei 5 caduti che abbiamo avuto nella prima guerra mondiale, uno è morto in terra anzena ed è sepolto a Colonia, ma gli altri 4 che sono sepolti in Italia, un Cascino l'ho trovato col cognome praticamente Cascina, che Cascina è un cognome italiano, quindi non è stato semplice lì a Pocol, vicino a Cortina d'Ampezzo, riuscire a capire che era lui. E poi a Re di Puglia ne ho trovato 2, un Turno trasformato in Turini, quindi voi pensate che Turini è un cognome continentale, Turini, quindi lì è stato parte, diciamo, capacità di capire, diciamo, che poteva essere lui, e parte, diciamo, un po' anche di fortuna, altrimenti non sarei riuscito a capire che questo qui, perché poi per dire che quello lì, che a mio parere era Turini, era Turno, e mi ha aiutato molto anche il fatto che a fianco c'era scritto 151esimo reggimento fanteria. La quasi totalità dei soldati sardi della brigata Sassari erano sardi, quindi a parte gli ufficiali, perché ufficiali evidentemente eravamo carenti, diciamo, di laureati e diplomati, e ce n'erano di tutte le regioni, e quindi, diciamo, quello mi ha aiutato molto. Poi ho dovuto fare, quando sono arrivato a casa, il lavoro di andare a controllare i Turin Giovanni di tutta Italia, 19, per vedere che nessuno di loro appartenesse al 151esimo fanteria o che fosse morto in quella zona lì. E infatti, quando sono stato lì a Onor Caduti, al Ministero della Difesa, mi hanno detto: guardi, lei senza saperlo ha fatto lo stesso lavoro che facciamo noi. Un altro Olla era Alla, che io l'ho trovato al mio 3° tentativo, questo Alla Salvatore, perché Alla non è Olla. Allora era morto a Trieste, sono dovuto andare a Trieste, al cimitero di Trieste. Fortunatamente ho trovato un direttore molto gentile e un impiegato idem, che hanno aperto un vecchio armadio che forse non veniva aperto da 100 anni, e quindi alla fine abbiamo trovato un libretto dove lui era stato sepolto la prima volta vicino a Trieste col cognome Ala, che poi è diventato a Villesse Alla, e poi per ultimo Alla Salvatore. Non parliamo poi di un altro trovato a Livorno, Mangroni, che si trova col cognome Manganini. Quindi è un lavoro, diciamo, difficile, complicato. Giuliano lo sa benissimo, perché lui ha girato, diciamo, per sacrali e cimiteri di tutta Europa. Niente, io continuerò a fare le ricerche. Quando troverò gli altri di Tres Murages, perché penso che diversi dovranno essere trovati, vuol dire che tornerò a farvelo sapere. Ecco, se un giorno andrete in uno di questi 4 sacrali, a Padova ci si va spesso per Sant'Antonio, Re di Puglia è quello più visitato, diciamo, tra tutti quelli italiani, anche molti l'unico conosciuto, e a Roma, al Verano, se vi trovate da quelle parti e andate a visitare la tomba del vostro compaesano, io sono sicuro che se gli porterete anche soltanto un fiore di campo, lui vi sorriderà e vi ringrazierà. Grazie. Naturalmente noi che dobbiamo ringraziare Tino Melis per questo suo lavoro e per questo regalo che fa alla memoria dei caduti, alle famiglie di questi caduti e naturalmente all'intera comunità. Noi oggi parliamo di Tres Murages, ma immagino che questo lavoro abbia ulteriore, a Raggiera, insomma, tutta la provincia di Oristano abbia potuto beneficiare veramente di questa grande passione e di questo grande servizio civico, insomma, alla memoria
e quando naturalmente si ha la memoria, come abbiamo già detto la settimana scorsa, si riesce ad avere un'identità anche più forte e si ha una solidità certamente superiore. E come già detto, parliamo adesso con un amico della nostra comunità, Giuliano Chirra, che a Re di Puglia è stato con molti di noi e su molti dei luoghi appena citati da Tino Melis è stato con noi e senza di noi alla ricerca di storie, di vite, e credo che tante di queste storie e vite oggi verranno ripercorse nel suo intervento. Prego Giuliano. Beh, intanto buonasera a tutti e come si usa sempre, grazie dell'invito. Grazie all'amministrazione comunale, grazie a Tittino, all'associazione, a Antonio Bruni e grazie sempre per i complimenti di Tino Melis, che se io faccio il parroco lui potrebbe essere l'arcivescovo. Ci siamo visti qua l'ultima volta per questo argomento qua il 27 e il 28 marzo del 2008, ve ne ricordate? Ero stato invitato per la presentazione di quel libro Mortos in Terra Sena dagli amici del gruppo Pittano Morete e li saluto tutti quanti e con loro saluto voi. Poi siamo andati in Friuli, capofila Don Fancello, Anthony che faceva da guida culturale eccetera e ci siamo divertiti, insomma è stata una bella gita utile per tutti. E oggi con piacere ritorno a Tres Nurages. Queste sono cose belle, quindi speriamo da Resano, visto la sua scritto poi, quindi auguri a tutti. Io tratterò 3 di questi nomi che sono quelli che tratti dal vecchio volume Mortos in Terra Sena di Tres Nurages, morti in prigionia, cioè fuori dai confini d'Italia. Di uno sono riuscito a recuperare anche la fotografia. Era un lavoro, per chi non ci fosse 6 anni fa, che mi ha impegnato per circa 7 anni nella ricerca di 1846 soldati sardi caduti fuori dai confini d'Italia. È già un numero su 14.000 circa soldati sardi caduti nella Grande Guerra rispetto ai 100.000 mobilitati. E questi sono già 3 o 4 numeri. Avete sentito anche i numeri di Tino Melis, 100.000 di Re di Puglia, siamo andati a suo tempo a vedere il sacrario, quasi 60.000 a Oslavia, altri 52.000 all'Eiten di Asiago, eccetera. Il discorso sulla Grande Guerra è fatto anche in termini matematici, ma che rimangono comunque per noi sempre incomprensibili. Come incomprensibile rimane il sacrificio, visto a 100 anni di distanza, di quella generazione. Avete visto il film dell'Appennina di Tino Melis? Io sfido chiunque, ha detto Tino, per i giovani il servizio militare come forma di educazione civica e di senso civico e di comprensione dell'apparato dello Stato e di quello che è la cultura di un popolo. Qualunque giovane di oggi a salire a 2-3 mila metri con 15-20 gradi sotto zero, con 1 metro di neve, con una ruota ferrata di un pezzo di artiglieria del genere sulle spalle. Li avete visti? Chi è oggi in grado qua di farlo? L'età media è alta, ma neanche un giovane di 25-30 ci riesce. Questo dà uno spaccato per episodi di che cosa fosse il sacrificio di quella guerra. Ufficialmente erano 650.000, in realtà poi nel 2000, completato e completando ancora l'iter degli archivi, già 720.000, che per noi erano molti. Stiamo sempre ragionando sui numeri, ma giusto per dire di che cosa stiamo parlando, e poi comunque non lo capiremo lo stesso. Su una nazione di 46 milioni di abitanti, 4.200.000 uomini mobilitati su 46 milioni totali, quindi immaginate, rimanevano i neonati e i malati e gli anziani e le donne a casa. Chi poteva camminare, reggere uno zaino, un fucile, veniva mobilitato. 2.200.000 in 41 mesi di guerra hanno tornato, se così si può dire, ruotato al fronte in prima linea. 720.000 morti. Su 2.200.000 sono 1/3, 30% di morti. Chi di voi o chi di noi è capace di capire questi numeri sarebbe da premio Nobel. Rimangono numeri, ma immaginate il sacrificio di quelle generazioni. L'Italia, la Germania 1.400.000 morti, erano 70 milioni allora. La Francia, più popolosa di noi, sui 60-65 milioni, 1.200.000 morti. Gli inglesi solo in Francia hanno lasciato 1 milione di morti, a parte quelli nelle colonie eccetera. Gli americani in 7-8 mesi di guerra, quasi un anno, neanche, hanno lasciato 110.000, insomma hanno fatto in tempo a lasciarci 110.000 morti. È incomprensibile. Voi pensate ancora, per darvi un'idea di che cosa fosse quella tragedia e che rapporto di affiliazione ci fosse ancora
nella seconda guerra mondiale rispetto a quella che nel 1936-39, nel periodo della guerra civile spagnola, e nel 35-36, durante la crisi etiopica, la tensione internazionale era tale che soprattutto nel Mediterraneo si paventava l'intervento francese in Spagna. In realtà le mire erano sulla Catalogna. C'era un momento in cui questo era davvero possibile, e allora Ciano aveva scritto nel suo diario: voglio vederla questa decisione francese di entrare in guerra, la voglia di combattere e di sacrificare vite che hanno, quando in questi ultimi 3 o 4 anni hanno avuto 40.000 nascite in meno rispetto al numero di morti, ed era la conseguenza del calo demografico dopo 20 anni, 22 anni, dovuto proprio a quel 1.400.000 uomini caduti nel 14-18. Sono i problemi che si sono protratti ben oltre il 1918 e sono i problemi del 39-40. Ecco che siamo stati di nuovo lì, di nuovo il piede in trappola. Quindi, se vogliamo fare il nesso di continuità tra l'una e l'altra, possiamo scrivere una storia che va dal 14 al 45, e mi pare che neanche oggi sia finita. Comunque, tra i caduti di Tres Nuragues, dopo quelli citati in territorio nazionale, per lasciare spazio a Titino, ci sono questi qui: Carta Antonio Giovanni, di Francesco di Sanna Grazia, 151esimo Fanteria, quindi Brigata Sassari, nel ruolo matricolare dicenato il 24 giugno 95 a Tres Nuragues. In realtà Titino ha controllato che nel stato civile il 5 luglio la data corretta. È un errore frequente, ne avete sentito parlare da Tino Melis, la discrepanza tra le fonti documentari, sia stato civile sia ruoli matricolari eccetera, per cui chi si avventura a fare questo discorso, queste ricerche, e il termine giusto si avventura, deve essere pronto a prendere degli abbagli colossali e ad acquisire un'esperienza tale per cui questi abbagli vengano corretti. Io ne ho preso tanti in quella ricerca di 7 anni. C'era un momento in cui non ci stavo capendo niente, la verità si capiva. E dopo a parlare siamo tutti buoni e bravi, però in itinere spesso si fanno brutte figure anche con se stessi. Come vedete, non so se qua ci sia famiglia Carta Sanna, qualcuno dei parenti. C'è qualche carta qua? Ni una, un'usanna, manco uno. Non cannico. Casa in via Parrucchia, della vecchia toponomastica sarà qua, del Tesserinoche, no? Quindi è nato a pochi metri da qui. Non se lo sarebbe mai immaginato che un giorno avremmo parlato di lui come pezzo di storia, poveraccio. Professione contadino. Ecco. Nell'archivio di Stato di Ristano, nel ruolo matricolare, la data è giusta, è corretta, posta al 5 luglio, era nei documenti di Onor Cadutti che è posta al 24 giugno. Quindi il contadino chiamato alle armi il 26 maggio 1915. In realtà la mobilitazione delle classi più vecchie, quelle del 90, era iniziata già nel dicembre del 14, la mobilitazione segreta. Si sapeva già che saremmo entrati in guerra, ma per non allarmare l'Austria, che avrebbe probabilmente fatto un attacco preventivo, la mobilitazione segreta era iniziata già nel dicembre del 14, non che gli austriaci non se ne fossero accorti, ma erano impegnati contro i russi, quindi non potevano fare nulla. Deposito del 46esimo Fanteria. 46esimo Fanteria e il 45esimo costituivano la Brigata Reggio, che come ha detto Tino Melis era per il 60% formata da sardi. Un deposito era Uzieri, il deposito era dove arrivavano, dove li vestivano, dove li armavano e dove li addestravano, e poi una parte di questi continuava nella Brigata Reggio, che combatté in Cadore e come brigata di montagna, poi dopo la ritirata di Caporetto sul Montello e sul Piave, e altri venivano invece mandati a completare i ranghi della Brigata Sassari. Per cui molte fotografie di famiglia, voi vedete alcuni soldati che hanno le mostrine della Brigata Reggio bianco-verdi e altri della Brigata Sassari bianco-rosso, tutti mischiati assieme, oppure uno che ha in periodi diversi la fotografia con le mostrine della Reggio e con le mostrine della Sassari. Allora, prigioniero di guerra nel fatto dal 12 dicembre del 17. Qui era già avvenuta la ritirata al Piave, sulla riva destra del Piave, quindi i combattimenti sono proseguiti sino a gennaio, a tutto dicembre fino ai primi di gennaio, quindi dopo la ritirata di Caporetto.
morto nel campo di concentramento prigionieri di guerra di Cerk in Polonia ed è sepolto nel cimitero militare italiano di Bielaní a Varsavia. A Bielaní c'è un cimitero militare per prigionieri di guerra italiani nella prima guerra mondiale, che erano quelli morti nei campi di concentramento austriaci della Polonia. La Polonia faceva parte dell'impero austro-ungarico in parte e una minima parte dell'impero tedesco. C'è anche la fotografia, se Domenico esce un attimo da questo file e rientra nella foto la vediamo. Ecco qua, morto il 17 luglio 1900, questa è sa tumba, queste sono le tombe nominative a terra. Praticamente significa che la cassetta con i resti di Antonio Carta è sepolta sotto il cippo, perché dal campo di prigionia, dal cimitero del campo di prigionia in cui avvenne la primitiva tumulazione, è stato poi esumato e traslato nella capitale. È stato il destino di tutti i sardi morti in prigionia o degli italiani morti in prigionia di essere poi accomunati nei grandi sacrari militari costruiti dopo la guerra nei grandi centri. Pronti, Domenico? Di nuovo. Cossu, Salvatore Andrea Raffaele, Di Angelino e Zucca. Zucca qua, ce ne sono tanti. Cossu e Zucca. C'è qualcuno qui? Giampiero Martin, forse. Parente dei Custe, che è caso. Cossu e Zucca. Zucca Giuseppe, Angelino, Sa Pesatura, qualche angelo. Giuseppina, non Cannifero. Va bene, nella casa mostra via Largo Santa Croce. Tanto, lei mi ha detto essere stati noi. Quindi, paesano, vicino di casa di Carta, non è che ci volesse molto. Era del 92, quindi anche lui giovanissimo, professione pastore, chiamato all'arma il 9 settembre del 12, quindi poi ha fatto il servizio militare, richiamato, rimobilitato per la guerra del 15. 86esimo fanteria, 6° reggimento di fanteria, gennaio del 1913. Anche lui è partito per la Cirenaica e la Tripolitania, imbarcato a Messina, morto in combattimento in Libia. Questo perché non si è combattuto nella Grande Guerra solo sul fronte nazionale, si è combattuto anche sul fronte libico. Tino Meles ha accennato alla rivolta delle popolazioni libiche che erano spinte dai Senussi, questa diciamo, setta politico-religiosa che continuamente sobillava la guerriglia e che venne pacificata solo nel 1932. Chi moriva in Libia è un po' come morire in Russia durante la ritirata. La neve o la polvere sono il deserto. Chi veniva perso lì non veniva ritrovato più perché le condizioni logistiche non lo consentivano. Strade, centri abitati, vie di comunicazione non esistevano e infatti il famoso detto morto in Libia significa perduto per sempre. Mastino, io a suo tempo avevo chiesto qua Mastino, ma nessuno lo conosceva. Avevo anche chiesto al comune di Tresnurages, ma in realtà nei ruoli matricolari risulta nato a Tresnurages, però in effetti non c'era niente. I ruoli matricolari era dell'83, quindi di una delle classi già più anziane che venivano chiamate mano a mano che si aveva necessità di uomini. Morto in Ungheria e non è chiara la località.